Tora Tor a Torseon sui 90 MHz. E un saluto ai ascoltatori di Radio Onde Furlane e le bande di Paoli che ci sono i MiG-29 over Disneyland con Cause We Don't Know, che è la versione per inglese di un tocco si chiama semplicemente Avvegni New dei Chiarnie, come le famose canzoni popolari. E al Vegnu dei Chiarnie anche Paolo Morganti, che è venuto a Catanus, editor e scrittore, editor per Morganti Editori, una chiesa editrice che dagli ultimi anni si è fatta conoscere sedi per un'egoline di romanze e sedi per una altra dedicate al mangià, una roba che va un lavoro di moda e alle riscoviarte dalle enogastronomie anche locali. Ma voi a lei con noi per favelare dai suoi ultimi due libri. Uno è uscito un po' di tempo in daur, intitolato L'imprescindibile Piero, la fuga, e un più recente intitolato Le forme del male, che peraltro andavano copertine che non si è portato il libro chi Paolo Morganti, che hai a bombe inquietante. Allora Paolo, ben chiatate, ben tornate. Intanto viene di spiegare una roba, prima dicevi che tu sei venuto da Chiarnia perché avevi trasferito le attività proprio anche editoriali di un bellissimo posto dal Friuli, che era Santa Marizia di Vildivar, a un altro bellissimo posto, le Nonta, d'ogni frazione di Soclei, fin Chiarnia. C'è mai che spostamento dalle basse alle monte? Ma in realtà è stata una cosa casuale. Io stavo scrivendo l'ultimo libro diciamo, della mia saga ambientata nel Cinquecento e per questo motivo ho preso una casa in affitto lì in zona, a Medis, una frazione di Socchiere. Alla mattina andavo a fare due passi, andavo fino a Nonta, che lì è un paio di chilometri da questo paese, perché c'era una vecchissima osteria, dicono la più vecchia del Friuli Venezia Giulia, non so se sia vero. Bellissima, lo conosci? Sì. E no, il caffè lì, e ogni volta li sapevano chi ero, insomma, ho scoperto di avere dei miei lettori in questo borgo, e la proprietaria dell'osteria mi diceva: perché non vai a vedere quella casa lì, andrebbe bene per scrivere i libri. Dico: ascoltami, sono appena venuto qua in Friuli da poco, mi va bene dove sono. Dopo 6-7 volte insomma mi ha convinto, so dove vedere questa casa qua, è stato così, una specie di amore a prima vista, scioccante ovviamente, e quindi dopo un po' ne abbiamo parlato e tutto sommato sì, la Carnia non è poi così fuori dal mondo come pare, insomma in realtà da Udine sono 40 minuti, insomma, quindi è stata una scelta quasi naturale, diciamo. Sì, si arriva in un momento, fra l'altro hanno fatto un highway alle che c'è anche il ponte tipo quello di New York, quindi sì, non di Los Angeles a Samedi 6. Allora, naturalmente, come che succedeva per i libri precedenti, anche in che scasse il territorio, le culture, gli slang, i personaggi dal puesto entri prepotentemente dalle narrative. E dunque tu la sta i due personaggi, i due investigatori, Martino da Madrisio e Michele Soravito, che avevano caratterizzato gli stos precedenti provis. Tu sei slato in te contemporaneità, dal 500 al DDW. Sì.
In realtà non è che le ho messe da parte temporaneamente, perché devo essere sincero, ho bisogno un attimo. Le saghe continuerà dunque? Sì, da Natale uscirà il libro nuovo, insomma, un libro che si chiamerà L'eretica, tra parentesi. E so che il prossimo sarà piuttosto complicato perché parlerà dell'eresia catara, per cui devo fare delle ricerche abbastanza complesse. Questi qua invece, quindi diciamo che sono preso un po' anche una specie di vacanza, perché a un certo punto dopo 7 libri insomma cominciavo a essere anch'io un po' non dico stanco, ma insomma a un certo punto avevo necessità un attimo di prendere delle aree nuove, quindi ho pensato di fare queste due cose, 2 libri che sono completamente diversi, che in ogni caso, quindi con personaggi nuovi e tutto, in ogni caso iniziano 2 serie che porterò avanti Allora, parallelamente alle altre. Il primo, come ci indica il più vecchio, Sì. l'imprescindibile Piero all'altro fianco. Piero è anche il mio cane, sì, casualmente. Il libro ha una genesi piuttosto particolare. Tanto estate scorsa, quindi quando. No, estate scorsa, 2 estate fa in realtà. Mentre stavo finendo un libro della mia saga, insomma, mi sono preso una settimana per così girare un po' il Friuli. Sono andato in un posto dove non ero mai stato, di cui mi parlavano tutti, che è Topolò, che è un posto meraviglioso nel Valle Natisone, famoso perché fanno il festival annuale, le stazioni di Topolò, Sì, dove sì. vanno artisti di tutti i tipi. Insomma. Sono andato là col cane e una volta che l'ho mollato, perché è un paese dove non si può entrare in macchina logicamente, è stato morso da un cagnolino uscito da un portone, è scappato e è finito in un burrone. Siamo calati nel burrone con gli abitanti del paese, lui non c'era, quindi evidentemente non era morto per fortuna, è solo che era scomparso. Io sono stato 6 giorni a dormire in macchina nelle valli del Natisone, a girare per i boschi fino in Slovenia e tutto. A Cirilchiani? A cercare il cane insieme agli abitanti, quindi è stata una cosa abbastanza particolare, insomma, quindi, di cui parlo anche nel libro, quindi, ma molto curiosa per tutta una serie di questioni quasi magiche, direi. E quindi cosa succede? La cosa curiosa è stata che il secondo o il terzo giorno sono sceso un attimo a Santa Mazza perché dovevo andare a lavarmi, perché insomma, dopo 3 giorni dormire in macchina era un disastro. Ho postato su Facebook l'informazione se qualcuno vede questo cane nel Natisone e mi avverta. Là ovviamente non potevo farlo perché i cellulari in realtà non funzionavano. Comunque quando sono tornato dopo il 6° giorno dopo averlo trovato, mi avevano scritto da tutto il mondo in 123.000 persone. Ma importante, tu ti hai dato il chian dopo? Sì, l'ho trovato, sì, è ancora tra i piedi. Sì. E invece dentro dal libro l'imprescindibile Piero Cercumbini. Diciamo che la parte che riguarda lui è tutta vera, dove l'ho trovato, tutto quanto, proprio in realtà diciamo la cosa di contorno è una storia diversa, ci sono 2 strani personaggi. Uno è uno scrittore di gialli, 50enne, misogino, misantropo, che sta cercando da una vita la donna ideale, che deve essere alta, bellissima, mora, amante della cucina, laureata, cioè quindi deve essere quasi perfetta a sentir lui. E così con questa scusa la cerca lui, quindi le prova continuamente, quindi questa scusa, ma lui dice ma non è colpa mia, insomma a un certo punto se non riesco a trovare devo provare prima di essere sicuro, non posso buttare via la mia vita se non sono sicuro. E alla fine un giorno trova in un ristorante di Polcenio, che è uno splendido paesino vicino a Pordenone, lui tra l'altro abita in una villa veneta a Pordenone, dove fa da custode in pratica. Ecco, e incontra questa donna e dopo incontra il cane che in qualche maniera sia lei che lui gli faranno cambiare, diciamo, atteggiamento nei confronti della vita. Prima era veramente se mi è permesso il termine, uno spaccapalle, antipatico, poi all'inizio invece dopo alla fine cambia e diventa più umano. Paradossalmente conoscendo un cane diventa più umano. Che il romanzo qui ha un registri che dalle ironie, Sì, dalle sì. comicità, mentre che prima tu scrivevi più con un stile di romanze storiche. Mm-hmm. E mentre anche mo, che l'altro libro di cui ho vinto anche mo di Fevelà, Le forme del male, invece Sì. al va in tale zone così scure dalle Sì. letterature. Questo cambio di registri Ma diciamo che io insomma leggo di tutto, quindi gust proprio sì. anche di cambiare. Sì, mi piaceva cambiare, fare delle cose anche per provarmi, ero curioso di capire intanto se i miei lettori, per fortuna numerosi, mi leggono per i miei protagonisti, perché sono simpatici i protagonisti, o perché piacciono i miei libri, no? Quindi dovevo verificare questa cosa qua, quindi non potevo farlo che non ero sul campo. Questo in effetti è un libro completamente diverso dagli altri. Diciamo che è un po' inquietante, già il titolo, Le forme del male, e anche la copertina, c'è quest'angelo caduto, Lucifero praticamente, quindi molto inquietante. E è un cuoco che, tra l'altro lui di Verona, ha 2 stelle Michelin, una sera torna a casa e viene picchiato a morte, sprangato dei delinquenti, diciamo così, la moglie viene uccisa e lui
sta in coma un anno, quando si sveglia dal coma vende tutto, va a abitare in Carnia perché la moglie aveva una casetta là, e qui scopre comunque in ogni caso di avere acquisito in questo periodo delle capacità particolari, e lui in pratica sente il male, cioè fisicamente sta male, quando non c'è il male sta male, facendo un gioco di parole, ovviamente non se c'è uno che ruba la caramella, ma per cose abbastanza importanti, insomma, ecco. Sono un po' di robe strane, succeduti in te storia di Chiarni, l'indemoniadis di Verzegni, i fruits che attornin a Resuri, a Trava e vien denante. C'è suggestione se ti dai le Chiarnie come la Carnia effettivamente, al di là della bellezza proprio delle cose, indubbiamente ha queste suggestioni legate a un passato un po' particolare, nel senso che intanto lì, anche se tutto Friuli c'è il discorso legato al folklore, alla tradizione che è molto presente, lì lo è ancora di più. E poi, anche se la Carnia non è quella di una volta, adesso, cioè, non è così lontana come sembra, insomma, anche se tanti sono convinti che sia un terreno con i lupi, un territorio con i lupi, la neve alta 6 metri, non succede più, ecco. Però ha mantenuto ancora tutta una serie di situazioni, per cui quando vai in giro a parlare nelle frazioni, parlare con le persone, ti racconta tutte queste storie incredibili, insomma. Per esempio nel libro io ho cercato di prendere tutte queste suggestioni, soprattutto in un racconto, tra l'altro, perché sono 3 episodi, sono 3 fatti che sono successi, perché lui, il protagonista, di fatto risolve dei casi grazie a queste sue nuove capacità acquisite. E c'è un fatto che è successo esattamente 50 anni fa, a metà, il 14-15 febbraio di 50 anni fa, nel 67 appunto, e è stata uccisa una donna, è stata in pratica, l'hanno sgozzata e gli hanno infilato anche il bastone con cui l'hanno sgozzata in gola e l'hanno lasciata morta in questo paesino che è a Varis, una frazione di Socchieve. Non è mai stato risolto il caso, insomma. Quindi sono partito da questa cosa qui e in qualche maniera ho dato una mia spiegazione al fatto, insomma, ecco, quindi lì mi hanno detto di stare attento perché probabilmente chi l'aveva ucciso è ancora vivo. Addirittura. Sì, però non se l'è presa perché... E si plate bene in chiaro. Sì, quindi non voglio dire... Non mi ha eliminato, per cui gli è andato bene la cosa, insomma. E quindi anche il libro avrà un seguito che uscirà fra qualche mese, si chiama Il Trillo del Diavolo, in cui quindi praticamente i miei casi sono una specie di cold case paranormale, quindi sto cercando delle situazioni che non sono state risolte, che in qualche maniera questo protagonista del Solvare ne ho già trovate alcune che mi hanno segnalato i carabinieri, tra l'altro, quindi farò questa cosa. Ma per cui tu hai queste aspiette di scout, tal senso che tu hai gli dretti, tu ascolti le stories che vengono fuori dal territorio, tu li ascolti tu, anche dai carabinieri. Dai carabinieri che mi hanno fermato un giorno. E dopo in osterie? In osterie, se le osterie lì non c'è da fare, insomma, un po' dappertutto, ma lì in maniera molto più presente, secondo me è stata fuori queste storie, ti racconto, senti le voci, le cose. Anche perché la Carnia è un paese che si sta purtroppo spopolando, perché non è stato in grado di cambiare marcia, insomma, quindi ha un potenziale del 100 sfruttato al 3%, e le cose bellissime. Poi effettivamente c'è questa presenza quasi incombente, secondo me, di tutte queste storie, queste cose anche complicate, di una vita che in passato era dura, che adesso magari non lo è più. Adesso è dura come dalle altre parti, insomma, ormai siamo nel 2017, però indubbiamente fino a 40 anni fa mi racconto di quelle cose, sono pazzesche, sono dei paesi che erano completamente isolati, dove mi hanno raccontato delle cose pazzesche, cioè da fare veramente 600 libri su questa storia, insomma, sono questi borghi isolati, abbandonati, e lì succedeva di tutto, ma anche lì a Nonta, tanto ne faccio uno, non per farvi capire. Intanto ci sono 2 castelli sepolti lì a Nantes, 2, non uno. C'è una pieve bellissima, Castoia, c'è un'altra chiesetta a San Maurizio, nel raggio di 1 chilometro quadrato. Probabilmente c'è una necropoli celtica, c'era un castro romano, c'è un insediamento dell'età del ferro, c'è una cava di tuffo, che non è il tufo ma è la dolomia, che è lì, che è una cosa inquietante solo a vedere perché c'è una specie di grotte. E quindi c'è tutta una serie di robe ogni tot anni, un po' chilometro, ogni tot anni c'è un posto di una specie di conca, si riempie d'acqua e diventa il lago di Nonta. Ecco, quindi ci sono tutte queste cose abbastanza strane, insomma, quindi non puoi non sentire quello che ti gira intorno, insomma.
Ben, facendo anche un discorso, tanto che chiesa editore, voi sei specializzata anche in insomma, guidis enogastronomicis, ma stai attivando anche un golaine di guidis dal territorio proprio. Sono pubblicazioni che funzionano, Sì. sempre più intime mi pare, e curiose dal territorio, ma no in generale, in maniere genericamente turistiche, ma proprio con Certo. curiosità settoriali anche. Sì, quindi diciamo che un po' immodestamente ho chiamato questa collana le morgantine, insomma, quindi insomma ci sono le garzantine perché non potevano esserci le morgantine, insomma a un certo punto mi chiamo così, insomma. E quindi saranno delle guide, però non sarà per esempio, non so, le cose da vedere in Friuli, Venezia Giulia o le cose da dove andare a mangiare in Friuli, saranno delle cose però legate a territori ben delineati, quindi ci sarà la Carnia, ci sarà Udine città, ci sarà Trieste, ci sarà il Collio, ci sarà la Pedemontana pordenonese. E per ognuna di queste zone ci sarà quindi le cose da Quindi mangiare. dai bioterritori, Sì, con sì, da sì. caratteristiche uniformi Sì. all'interno del territorio più grande. Sì, che dopo ovviamente distribuiremo dappertutto. Sì. E comunque ci sarà per esempio la guida, sì, dove andare a mangiare, dove andare a dormire, dopo ci sarà una le cose da vedere, dove poter andare con i cani a mangiare o negli alberghi in queste situazioni qua, le cose da comprare, quindi sarà una serie di argomenti vari, ma molto circoscritti, che ovviamente però faremo circolarizzare dappertutto. Il concetto è che di creare una specie di volano anche turistico, insomma, in modo per cui uno a Udine compra una cosa dove andare a mangiare in carne o le cose da vedere e viene incuriosito e viene in carne e viceversa, logicamente. Quindi partiremo in primavera con queste collane che saranno distribuite in maniera molto capillare e noi crediamo molto su questa cosa. Bene, Fevalin anche a tutto accennavi come di distribuzione, il Friuli, insomma, le statistiche lo dicono, è un territorio di lettori, si lei più che di altri sbandi d'Italia, sia dei quotidiani ma anche i libri, e andà anche una rete distributiva un po' particolare. È vero che anche in Friuli le grandi schiadenis editoriali di librerie andano portati via il lavoro magari a certi sbotteghi spiccioli, ma è anche vero il contrario, che a Udine ad esempio esiste tutta una rete di piccoli librerie, e anche che è più grandi non so mai così famelici o disares, no? Continuano a mantenere anche che è un certo rapporto col territorio. Direi di sì. Ma dopo le questioni invece tu volevi sapere, il Friuli le fatte proprio di piccoli paesi, di tanti piccoli paesi, non a manchi in metropoli, e dai piccoli paesi librerie non sono, però sono gli edicoli che assolvono a queste funzioni, no? Sì. Ecco, io vengo dal Veneto, per esempio c'è una situazione tragica, non sono più librerie indipendenti, ce ne sono un paio, ma che probabilmente non arriveranno a fine anno, penso io. Ormai le catene hanno proprio fagocitato completamente questa realtà. Qua invece non succede perché appunto, come dicevi te giustamente, anche le catene librarie, insomma, non è fa pubblicità, possiamo dire tranquillamente, insomma, Feltrinelli e Giunti, hanno un aspetto più umano, ecco, diciamo più friulano, non so, nel senso che molto ancorate al territorio, hanno delle persone in gamba all'interno che hanno capito l'importanza anche di una proposta che sia legata al territorio, perché il Friuli Venezia Giulia, più che altre regioni, ha questa caratteristica, cioè che la gente si sente molto partecipe al territorio. Per esempio in Veneto questa cosa non succede neanche in tante regioni, nel senso di avere una specie di orgoglio regionale. Ecco, qua invece succede, per cui per questo motivo anche le librerie esistono, perché per fortuna fanno delle proposte locali, diciamo così, che non è una cosa negativa, insomma, assolutamente. E anche noi stiamo un po', diciamo, cavalcando l'onda, però in realtà è una cosa in cui crediamo. Faccio un esempio banalissimo. Mi ha fatto un'intervista un paio di anni fa a un quotidiano friulano, insomma, e mi chiedevano appunto la stessa cosa che mi hai domandato te. Io ho fatto un esempio che poteva essere banale, ho detto, secondo me per esempio se io facessi un libro sui panini, lo distribuisco a livello nazionale, ne vendo, non so, 5.000 copie. Lo stesso libro, cambio la copertina, metto i panini friulani, lo distribuisco solo in Friuli, ne vendo il doppio. Avevo chiesto di non metterlo sul giornale, me l'ha messo nel titolo ovviamente. A distanza di 2 anni ho detto, ma ascoltami, ho detto una stupidaggine, proviamo a farlo, l'ho fatta, è andato a ruba in Friuli, i panini friulani, aveva messo i panini con dentro le ricette friulane in pratica, quindi potrebbe essere una cosa stupida, in realtà questo fa capire come in realtà il friulano è attaccatissimo alla propria terra, e quindi il panin friulano, scusa Cesare, è il panin col salame.
Ma no, abbiamo fatto anche Non il es- panino con musette brovada, ok. abbiamo fatto il panino con i prodotti tipici friulani, con queste cose qua, e quindi questa cosa ha funzionato. Bene, allora facciamo una piccola pausa musicale in studio con Paolo Morganti, a sting favelante dai suoi ultimi due libri, Le forme del male e l'imprescindibile Piero, che invece sono il gruppo non si sa, il disc si intitola Quattri, fa riferimento ai quattro elementi dalle nature, e si sente un tocco la ce fa con questo periodo dell'anno, Carneval di Neve. E di fur la neve col suo grimal sta sblanchiando tutto il canal e la luna è dome illusione sta arrivando il carneval, un pipino di glace al bale e amici mie corta al blanco al svole vie intuname non le nie se di si un realtà la neve tornerà Hai veduto gli smascari steval l'ena su del carneval e dal bosco clami lì con loro dome musiche e color Arlechin sul puin dal diaul piante culpi nell'imman svelean col chiav pariu al pitture telis blu se di si umore altar la neve tornerà la luz de luna sul primar si rondoleta la val e cidin sior carneval al salude cum tumbal all'era un agnul di cristal ma nessun micro darà io dai voi luai che alla intunamen alela Un carneval di neve di questo disco intitolato Quattri, firmate dai due non si sa, Gianluca Zanire e Paolo Mattotti, un progetto particolare anche da discografie dal gruppo. Una sorta di prog friulano. Sì, una sorta di prog. Io sono un friulano. maniaco di prog, quindi... Tu sei maniaco di prog, sì, lo sì. sai, lo citi in simili, Lo metto le tue sempre- biografie. Qual è il tuo E anche gruppo- nei libri. il tuo gruppo prog preferito? Italiano, il balletto di bronzo degli Osanna, diciamo. Invece, per quanto riguarda, diciamo, gli altri, Van der Graaf Generator, Gentle Giant e King Crimson. Sì, le robe più elaborate, i Van der Graaf Generator sono forse i più tragici, Sì, sì, apocalittics, Peter come- Emil, insomma, è il mio cantante preferito in assoluto. grandissimo artista. Ma tornando alle pubblicazioni di Morganti Editori, vendite anche contato un po' anche dalle prossime attività. E il rapporto con le culture popolari furlane, le tradizioni, le flabis, viendenante, ma anche con le lingue. Sono un po' di scrittori in Friuli, che dopo Sì, anche sì. le lingue, non tantissimi, sa dire il vero, ma cioè, sono sempre state una certa tradizione anche di pubblicazioni in lingue furlane. C'è rapporto veso con queste
a Spiez, dalle noi culture. stiamo, io sono in Friuli da pochi anni, 3 anni e mezzo, mi pare 4. Tanto capisci benone il Furlan. Intanto lo capisco, non lo parlo, purtroppo non lo parlerò mai, ma comunque non è detto, però so dire alcune cose, insomma, intanto non sono morto di fame in questi anni, per cui insomma mi sono fatto capire. E poi adesso tra l'altro c'è questo problema che andando in Carnia ho complicato la vicenda perché il carnico è diverso, quindi adesso Suona diverso. e sì. quindi devo sapere non solo il friulano imparare, ma devo imparare anche il carnico, quindi è una cosa complicatissima. Comunque, vabbè. E diciamo che ho capito un po' il territorio e tutto quanto, adesso noi stiamo spingendo sull'acceleratore per dare un taglio ancora più friulano. Quando dico friulano mi intendo Friuli Venezia Giulia, logicamente, perché diciamo che fuori dalla regione, quando si dice Friuli si intende tutta la regione, qua invece ho capito Qua c'è che la cosa è differenza, diversa, sì. quindi ho ancora questo retaggio, non dico friulano, io intendo tutto quanto, ma poi quando faccio le presentazioni a Trieste fa ma qua non siamo in Friuli, ho capito, vi spiego questa situazione. Per cui E qua non siamo in Venezia Giulia. ecco, faremo una cosa e l'altra. In ogni caso, per esempio, cominceremo tutto un discorso, non abbiamo mai fatto, legato ai bambini e ai ragazzi, con delle fiabe, con dei racconti, delle cose, anche con dei libri per gli adolescenti, diciamo così, e saranno tutti ambientati in Friuli. Quindi legati molto al discorso delle tradizioni, al folklore, proprio per dare un taglio molto particolare, perché in realtà è un prodotto che non esiste al momento, insomma, dal punto di vista letterario. E poi stiamo vedendo proprio di fare un discorso anche più ampio su quello che riguarda il folklore e cercando di trovare anche delle situazioni diverse a livello di saggi, cose di questo tipo. E poi per fortuna cominciano a capire che siamo una casa editrice friulana, Friuli Venezia Giulia ovviamente, e cominciano a arrivare libri scritti da scrittori della regione, mentre prima c'era qualche difficoltà, spesso preferivano stamparsi per conto loro, magari spendendo soldi o finendo in mano di qualche bandito, dico io. Ecco, per fortuna adesso comincia ad arrivare delle cose, ma soprattutto arrivano delle cose interessanti, quindi gente che sa scrivere, con delle belle storie, per cui quest'anno usciremo con parecchi romanzi interessanti, ecco. Anche perché al momento, cioè, a un certo punto io ho cominciato a scrivere per caso libri, non è che era mia, e quindi non volevo che fosse una cosa troppo autoreferenziale alla fine, perché a un certo punto poi me li scrivo io, me li stampo, manca solo che vado in giro a venderli, insomma, ecco. Però in effetti il problema è legato al fatto che non aveva niente interessante. Quest'anno è arrivata parecchia roba e quindi usciremo con parecchi libri proprio di friulani ambientati in Friuli. Bene, un rapporto allora sempre più d'ogni che fra le case editore Morganti e le culture, le lingue dal territorio, ho anche presentati gli ultimi 2 libri di Paolo Morganti, Le forme del male, un film, stavi pardesi, è una storia più di avanti, film, più avanti. effettivamente, no? Un libro di scritture oscure, dark, come lo definire, Sì, Le sì. forme del male? Quasi gothic, quasi esatto. diciamo gialli paranormali, ecco. Esatto. Anche se in realtà nelle storie non c'è sangue, non è una cosa, come si dice, dove non vedi morti in pratica, però ho cercato di creare l'atmosfera da un certo Le punto di vista, tensioni, la tensione, ecco, anche quei personaggi, perché c'è un esorcista, c'è una medium, sono delle situazioni un po' particolari, però in realtà non si vede sangue, non si vedono morti, insomma, quindi è una cosa un po' particolare. E ho vinto velata anche da l'imprescindibile Piero, libro invece di venuto fuori un po' di tempo in daur, con tutt'altri registri più ironiche e comiche. Ma invece i 2 personaggi dalle saghe, Martino da Madrisio e Pre Michele Soravito, a cui tu has dedicato, tros libri fin come Ecco, uscirò a Natale, penso. a Torning a Nadal. Sì, quindi significa che uscirà a ottobre-novembre. E tu là in c'è Luke dal Friuli, tornino i nostri 2 Il eroi. libro sarà l'esorcista, sì, l'esorcista, perdono, l'hanno già scritto quello, l'eretica, e sarà ambientato questa volta proprio per far tutta la regione, se no i giuliani mi uccidono, ecco, e intanto parlerà di Catari, quindi in ogni caso le cose prendono le mosse dal Friuli in pratica. Perché sto cercando appunto di vedere se sono stati dei passaggi di Catari qua mi interessava l'eresia catara e ho trovato qualcosa su Gemona, al momento però non ho ancora abbastanza materiale per fare la cosa, sto facendo delle ricerche, mentre invece le ricerche c'è qualcosa di interessante a Basovizza, quindi all'estremo, al confine a est, dove c'erano i Bogomilli, che erano un popolo misterioso che veniva dalla Bulgaria, che in pratica Le figure dalle culture balcaniche, sì. Bogomili. Sì, in realtà là c'è una costruzione pazzesca proprio spersa in mezzo ai boschi, con una specie di cosa monolitica in pratica, allora, quindi una cosa misteriosa, curiosa,
che merita che merita di essere fatta conoscere, perché in realtà non si può neanche andare, bisogna andarci proprio, bisogna perdersi per trovarlo. E loro sono stati quelli che in pratica hanno dato il via all'eresia catara. Ecco, perché i Bogomilli sono stati, diciamo, i progenitori dei catari, quindi se vediamo che i Bogomilli a est qua e i catari in Francia, teoricamente dovrebbe essere passati dal Friuli per andare là, quindi sto cercando di vedere questa cosa. E l'altra cosa invece si interessa, che un altro elemento curioso che c'è a Duino, che è un mitreo, un vecchio tempio del dio Mitra del III secolo a.C., anche là abbandonato in mezzo ai boschi, molto bello, e quindi c'è questa storia qua. Quindi diciamo che i miei personaggi si interessano su queste dinamiche la prossima volta, insomma. Bene, intanto allora noi altri ringraziamo Paolo Morganti, ho vinto velate di letterature, di editorie, di Friul, di tradizioni, di robe di mangiare, di tante spiezze, sempre un piacere vetti ospite, mandi Grazie. a Paolo Morganti, riguardi i libri che vi ho presentato, Le forme del male e l'imprescindibile Piero, io chiatai sintalis libreris dal Friul. Mandi. A Tor, a Torseon sui 90 MHz.